Roberto Tangiano, ospite di questo incontro, lo hai raccontato anche in diverse occasioni e stasera insomma hai portato questi suoni della memoria che sono un omaggio a questa comunità e abbiamo visto durante questa esibizione anche i volti di questi 32 centenari che dal dopoguerra a oggi davvero hanno affrescato, ecco, questo luogo ricco appunto di memoria. Qual è il tuo pensiero su questa iniziativa, su questa ricorrenza? Sicuramente un evento molto importante per questo centro. I centenari, gli anziani del paese rappresentano quella che è la memoria storica di Villa Grande. Dobbiamo trasferirci tutti a Villa Grande se si campa così tanto. È un bell'augurio per tutti, ma soprattutto per noi. Facciamo una cosa, dalla memoria del suono alla memoria del canto. Questa Sardegna si racconta così anche per